Buongiorno a tutti. Recentemente in un video di Braccio e Mente ho spiegato come quando si gioca contro avversari più forti, a volte bisogna un po' anziché giocare per la patta, può offrire migliori risultati, migliori performance, giocare più aggressivo, cioè cercare di mettergli i bastoni tra le ruote, cercare di fargli rischiare di perdere, in modo che loro non giocano per due risultati, in modo che non giocano senza rischi, ma anche loro hanno chance di perdere e si preoccupano. Farò vedere, vi illustrerò adesso la partita che ho giocato contro Peter Leco nel campionato italiano a squadre, nell'ultimo turno del campionato italiano a squadre del 2017 che si è tenuto a Gallipoli. Era l'ultimo turno, era un turno molto importante per la squadra. Io giocavo in prima scacchiera del club 64 di Modena e giocavamo contro la squadra leader del torneo, Padova, che schierava appunto un giocatore fortissimo, Peter Leco, in prima scacchiera. Peter Leco, ok, lo presenterò, ma in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. Diciamo che varie volte vice campione europeo assoluto, ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, una medaglia d'oro per prestazione individuale, due medaglie, due argenti. Ha vinto i candidati dell'epoca ed è stato sfidante per il titolo mondiale di Vladimir Kramnik, cioè era un mostro per me. E aveva 200 punti elo in più e in più avevo il nero. Giocavo in svantaggio. Cosa poter fare? Ok, viene voglia di suicidarsi. No, quello no, quello no. Però, insomma, diciamo che poi anche con la squadra, no? Che eravamo più deboli su tutte le scacchiere, quindi bisognava rischiare. Purtroppo poi il match è finito con una sconfitta, ma io dovevo provare a fare del mio meglio e complicare la vita al mostro che avevo di fronte, al giocatore con più di 200 punti, con 200 punti elo in più di me, al giocatore con 2700 punti elo. Cosa fare? Mi gioca i 4 e qua, ok, spesso giocavo la francese, spesso giocavo cose, ma qua C5, l'apertura siciliana. E lui gioca cavallo F3, gioco E6, gioca D4, ci perdi cavallo per D, cavallo F6, cavallo C3, D6. La variante Scheveningen, che è una delle varianti più rischiose, perché? Perché qua lui gioca l'attacco Keres. Questo attacco Keres è un attacco fortissimo che si gioca contro questa siciliana che è molto molto pericoloso per il nero. Questa variante è al limite della giocabilità, ma Peter Leco, come mi ha confermato dopo la partita, pensava che fosse aveva visto che avevo giocato questa cosa un paio di volte, ma non si aspettava che giocassi una cosa così rischiosa contro di lui. Ma non aspettandoselo, non era andato a rivedere i suoi appunti e prima della partita e quindi arrivava alla partita impreparato con, ok, ovviamente sapeva 100 volte più di me in questa apertura perché deve averla studiata per giocare appunto contro i giocatori dell'elite mondiale, ma per quel giorno non se l'era ripassata. H6 per contrastare la spinta del pedone G, alfiere 3, cavallo C6, H3. Qua, ok, c'è il sistema moderno, il sistema antico classico, giocare con H4 e torre G1. Ora è di moda giocare con H3, F4, alfiere G2, eccetera. Qua giocai donna C7, alfiere G2. E qua provai a sfruttare alfiere G2 giocando cavallo A5, per a portare il cavallo in C4. Voglio creare un attacco siciliano. Il nero, ok, poi gioco la siciliana in Puglia, no? Che ho sbagliato regione quasi. Magari a Palermo avrebbe funzionato di più che a Gallipoli. Però, ok, non c'è l'apertura pugliese. Comunque, l'avversario ha giocato, che io sappia non c'è, magari esiste. L'avversario ha giocato donna E2, cavallo C4, attacco B2 e l'avversario ha arroccato lungo. A questo punto alfiere di 7 per iniziare a attaccare lungo la colonna. Il bianco gioca a re b1. Ecco qua a questo punto mi ero... Ok, ovviamente qua, cioè diciamo che se io arrocco lui è pronto a tirarmi tutto addosso, attacco la baionetta. Io cercherò di lanciare un attacco
cioè sono attacchi e contrattacchi, no? Posizioni con arrocchi contrapposti. Ok, arrocchi contrapposti no, perché ancora il re al centro, però è improbabile che arroccherò corto. Va bene, in questo momento il bianco ha giocato re b1, ecco qua, lui non aveva ripassato gli appunti, però come spesso accade con la pessima memoria mi dimentico la teoria e la teoria, mi dimentico ciò che avevo analizzato, perché poi ovviamente la teoria, ognuno ha la propria teoria, magari questa variante è un semi-bluff. Riguardandola con i motori di adesso, 4 anni dopo, loro non sono d'accordo che sia molto buona. Però diciamo che all'epoca ero molto fiducioso e ciò che avevo studiato era E5, però con varie complicazioni. Qua giocai torre C8, pensando che fosse teorica, ma non lo era. L'avversario gioca alfiere C1, qua giocai E5, comunque la posizione non è male. Ora gli attacco il cavallo, ecco qua. Sembra che... non so se il bianco gioca a cavallo F5, dovrebbe avere un leggero vantaggio, questo cavallo è forte, magari vuole giocare G5, non so, non dovrei spassarmela qua da nero, non dovrebbe essere neanche troppo male, però forse lui sta a me, non so, magari posso dare uno scacco qua perché voglio indebolire il cavallo, se lui mangia donna per C3 e ha la Rocco un po' indebolito, però è un casino comunque, è incasinata. Su Re A1 non so, magari non so se posso giocare B5 così così per provare ad attaccare C2, ma non so, è molto complessa, non lo so. Ma qua, sorprendentemente, l'avversario ha giocato cavallo di 5. Ha iniziato le complicazioni. Io qua, ok, devo prendere in D5, l'avversario apre la colonna E, alfiere 7 per chiuderla immediatamente. Devo arroccare. Ok, non ho tanta paura di F per E5 perché potrei giocare di per E5, prendo anche questa diagonale o prendere di cavallo, con un cavallo forte. Ma obiettivamente forse questa era la cosa migliore per il bianco, magari aveva anche una certa iniziativa. E qua l'Eco ha giocato cavallo F3, che qua cavallo F3 sembra una mossa potente, perché? Perché, ok, io mi devo fidare, no? Un 2700 giocato cavallo F3 significa che non posso prendere perché mi distrugge sulla colonna E. Poi ho iniziato a pensare. Ho pensato che se arroccassi non mi piacerebbe la mia, potrei arroccare, ma ho pensato, ma un pedone è un pedone. E qua, visto che crediamo nel materiale, visto che il materiale è un fattore importante, chiunque abbia di fronte, che abbia di fronte un giocatore dell'Elite, che abbia di fronte un motore, che abbia di fronte Belzebù, che abbia di fronte chiunque, e per F4 abbiamo un pedone in più e se si muore è meglio morire a pancia piena, come sempre. E qua di fatto il bianco non può ricatturare in F4, mossa naturale, perché qui avrei l'iniziativa. Penso che ho diverse mosse promettenti e qua l'idea che avevo era cavallo per B2 e attacco la torre, in caso di re per B2 scacco, in caso di re B1 scacco con attacco doppio, prendendo l'importantissimo alfiere camposcuro, guadagnando un pedone con il re bianco indebolito. In caso di re C1 scacco, in caso di re B1 scacco di nuovo, prendendo l'alfiere. E in caso di re D2, che idea avevo? Ah sì, torre per C2, re per C2, donna per A2, re, e su re D3 alfiere B5, la donna bianca cade. Ok, ovviamente il mio avversario aveva visto tutto questo, ma la sua idea era torre E1. Ecco, su torre E1, ciò che avevo visto io era che sembra che sto soccombendo lungo la colonna E, ma ho una mossa ottima che è arrocco. Arrocco è su donna per E7, torre F8, donna H4, che qua ho due vari mosse interessanti, cavallo a 3 scacco, cavallo per B2. Il motore, che a cui piace anche giocare con un pezzo in meno mosse non forzanti, dice cavallo per B2, ma io avevo visto cavallo a 3 che è comunque interessantissima e qua pur avendo un pezzo in meno, ok, due pezzi in meno, ma questo è momentaneo,
sicuramente o compenso. Quando uno deve valutare compenso per il materiale, deve guardare quantità di materiale sacrificata. Ora come fa a mantenere il cavallo? Se sposto il cavallo in una casa passiva, non so, prendo qua, se gioca a cavallo di 4, se ora non so, ora se prendo in D5 non ho nemmeno materiale in meno, vari pedoni per il pezzo, il re distrutto qua, ho almeno compenso sufficiente. Poi, ovviamente, dopo torre 1 che non si è verificata in partita, ok, a parte che magari dopo arrocco donna per 7, torre 8, donna H4, cavallo per B2 sarebbe stata più forte, cosa che non avevo visto, penso avrei giocato cavallo A3. E il motore vede anche cavallo E3, che effettivamente è la mossa più semplice, che non so perché non avevo pensato, ma è la stessa idea. Anziché complicarsi la vita, il bianco riprende il pedone, ma io arrocco, oppure prendo in C2 e poi arrocco. E qua penso di stare bene, cioè ho i 7 in presa, ma c'è anche G2 in presa e non lo so, però la posizione dovrebbe essere promettente. Se prova a fare il furbo e gioca torre D2 per difendere l'alfiere e poi catturare in E7, ops, donna C1, è matto. Va bene, comunque una partita non ha giocato torre C1. Ecco qua forse una delle mosse più forti era giocare posizionalmente, giocare cavallo D4 e lasciare che io mantenga il pedone in più, però cioè un giocatore così forte, ok, qua magari sta bene, ma qua può anche perdere, ci sono tre risultati. A lui non piace perdere contro un giocatore molto più debole, contro un pollo, perché per lui sono un pollo. Però in questa è una posizione dove può succedere di tutto, perché non è che quello forte matematicamente vince, quello forte vince se non commette errori. Cioè lui è molto più forte, però se sbaglia qualcosa nessuno è immune alla sconfitta. Quindi già gli sto mettendo i bastoni tra le ruote, il suo compito non è facile. Di fatto qua gioca torre di 3 che è una mossa cattiva. Dopo torre di 3, a questo punto ho arroccato. A questo punto, se il bianco cattura in E7, gioco torre E8, prendo la colonna E. Probabilmente non era neanche l'unica, ma ok, lui gioca donna H4, a questo punto cavallo A3. E qua dovrei vincere. Perché dovrei vincere? Perché? Se lui gioca torre per A3, gioco donna per C2, re A1 e matto. Ops. Matto del corridoio. Su B per A3, donna per C2, re A1, qua donna per D3. A questo punto, se guardiamo il materiale, il bianco non sta male, ma la posizione è totalmente vinta per il nero, perché sto invadendo la sua posizione con le torri e il bianco non regge qui. Dopo aver giocato cavallo A3, e quindi qua il nero vincerebbe, quindi posso arroccare completando lo sviluppo senza che lui possa rifarsi sull'alfiere in E7. A questo punto lui ha ripreso il pedone, ecco qua avevo molte idee promettenti. A questo punto qua avevo innumerevoli idee buone e dopo la partita sia Leco sia Paco Vallejo, che è un fortissimo giocatore anche lui 2700, che faceva parte della squadra avversaria e stava guardando la partita per vedere appunto se vincevano il campionato italiano squadre, lui diceva questi giocatori fortissimi e qua poi si vede anche la loro maggiore comprensione del gioco rispetto a me. Qua Paco Vallejo e anche Leco mi dicevano che cavallo per B2 sarebbe stata devastante. Poi ovviamente, ecco qua magari ok, e per F4 la mossa che ho fatto per prendere il pedone era buona qua, e qua il credo nel materiale fallisce, perché qua invece il credo nel sacrificio del lungo termine è molto potente, perché qua ho un molto attacco per il pezzo. Qua posso giocare alfiere B5, il re è molto esposto, posso attivare tutti i miei pezzi, catturare, dare scacco, entrare con la torre, e con il re così debole la posizione bianca dovrebbe crollare. Diciamo che ora un motore capisce che un motore calcola tutto finché capisce che il bianco ha perso. Un motore valuta la posizione come vantaggio decisivo del nero. E per un umano è molto difficile, però ecco questa è la differenza. Un giocatore con 2700 può capire che già guardando la posizione che il bianco ha perso. E io sinceramente capisco che il nero sta bene, penso che il nero non sta meglio, però diciamo che il materialismo a volte mi fa prendere decisioni irrazionali, a volte bisogna essere meno materialisti. Ok, qua ho giocato alfiere F6
che vabbè comunque va bene, e forse ancora meglio di cavallo per B2, però non lo so, cavallo per B2 spettacolare, lui ha giocato alfiere C1 qua, ecco qua forse ho sbagliato, forse dovevo giocare torre 8, mettere la torre sulla colonna aperta, donna B6, torre B3, donna C5, poi tirare i pedoni e giocare contro il suo re, creare una posizione appunto di attacco e contrattacco con gli arocchi contrapposti dove dovrei arrivare. Prima dovrei guadagnare tempi sulla torre, notare che se lui cattura in B7 meglio, ma meglio che apro la colonna e qua lui soccombe, c'è un attacco su B2 devastante. Qualora giocasse, non so, torre per B7, so qua, non so bene come, ma in qualche modo deve perdere, non so, cavallo per B2, poi una scoperta e qua sto attaccando con tutto. E la posizione bianca non deve resistere. Io comunque giocai alfiere B5, donna di 1, qua giocai torre 8, il bianco giocò cavallo di 4, ecco qua, probabilmente non è la mossa migliore, ma giocai cavallo a 3, sto piccola idea, se lui cattura in A3 di pedone, cattura in D3, su C per D3 gli cade il cavallo e come risultato una qualità in più, su donna per D3 cattura in D4, lui non può catturare in D4 perché c'è donna per C2, poi catturo, se voglio, catturo in G2 ho posizione vinta, una qualità in più, e il re è meno esposto. Entro anche con le torri e vinco. Io ho giocato torre per A3, qua prendo in D4, qua c'è il trucco, non ci avevo neanche sperato, se lui cattura in D4, donna per C2, poi matto, sacrificio di donna che vince, ma ok, veramente non me l'avevo mai fatta fare, qua ho giocato alfiere per D4, qua alfiere F3, e qua offerta di patta. O qua magari uno contro l'eco può essere tentato di accettare la patta, no? Penso che qua obiettivamente magari in altre posizioni con un leggero vantaggio magari avrei potuto accettare, però qui no, perché mi sembrava che la posizione del nero fosse davvero migliore e anche perché la squadra e il capitano avevano bisogno che io giocassi per vincere. Di fatto a squadre bisogna chiedere il consenso al capitano per fare patta. Il capitano era il fortissimo maestro Fide Gabriele Franchini, che è sempre bravissimo amministrando e gestendo la squadra. E qua gli avevo chiesto e ho fatto notare l'offerta di patta, che è questa, cioè non si può parlare con nessuno durante la partita, ma a squadre invece bisogna chiedere appunto al capitano se bisogna fare patta o no, e anche lui ha detto di continuare a giocare e per appunto per esigenze di squadre. Ecco qua, ho giocato donna C5, il bianco ha giocato H4, una partita con arrocchi contrapposti, io gioco alfiere C4 per mobilitare il pedone B. Il bianco gioca G5, ecco qua un'idea molto interessante. Allora, se io catturo in G5, lui ha la colonna H aperta, quindi qua giocai H5. Sembra una cosa paradossale, H5 perché il pedone è in presa, ma almeno non ha colonne aperte immediatamente, deve prendere in H5, io prendo in D5, lui prende in F3, io qua mantengo gli alfieri, alfiere 6 punto esclamativo. A questo punto ho paura che lui prenda in B7, no! Con gli arrocchi contrapposti va bene aprire le colonne, io spingo i pedoni per aprirli, se lui me li cattura va bene, qua la sua posizione sta crollando, ovviamente questo è un errore che lui non può fare, per esempio sposta l'alfiere, catturo la torre, qua è tutto inchiodato, poi sacrifico in B2, vinco, non so, questa posizione è totalmente vinta per me. Ma ovviamente cioè, è inconcepibile che un giocatore come lui possa giocare qualcosa di così, che poi non ha fatto. Lui ha giocato alfiere 2, per riposizionare la torre e l'alfiere, qua giocai B5, voglio tirare i pedoni contro il suo re. E qua ancora una volta, ho paura di torre per A6, no, magari mi prendesse questo pedone, torre a 8, la colonna si è aperta, e qua è tutto finito. Qua sto attaccando a 2, se gioca a 3, B4, no? E ora voglio aprire le colonne, questione di molto, se prende, no, ma stavo dicendo matto, in realtà no, quasi matto. Forse un'idea migliore potrebbe essere questo adescamento è matto. Però che qua si vede a occhio che deve essere vinta questa cosa. Se gioca B3, non so, donna C3, come fa a difendersi? Non può. Ma è ovvio che lui non prende in A6. Io avanzo i pedoni, ma è anche ovvio che non ho paura di lasciarli in presa mentre li avanzi. Bianco ha giocato torre F1, poi ha giocato B4. Dopo B4, il bianco gioca torre F3. Ecco, a questo punto
Potrei continuare a giocare a 5, ma il credo nel materiale si fa ancora sentire. Poi a giocare alfiere G4, che inchiodo la torre, perché c'è dietro l'alfiere. Se lui cattura in F7, per esempio, cattura in E2, anche con attacco doppio lui non ha attacco, e a questo punto guadagnerò materiale, ma lui ha giocato alfiere D3, ecco qua. Veramente questa era un'occasione per avere una posizione quasi vinta. Qua avrei potuto giocare G6 per bloccare ogni suo attacco. Senza fretta, poi dopo catturerò in F3, il bianco non ha mosse, cioè il bianco non ha modo di liberarsi. Io catturerò in F3 quando mi pare e piace. Per esempio se lui gioca donna di 2 per schiodarsi, catturo e qua non ha compenso sufficiente per la qualità e dovrei stare molto meglio. Forse questa era un'ottima chance di ottenere un vantaggio. Qua il nero domina la posizione. Però ok, qua giocai alfiere E3, forse non è granché. Ecco qua. Ok, la mia idea è che se lui gioca alfiere per E3, gioco torre per E3, la torre entra, la sua torre continua a rimanere inchiodata. Io volevo appunto cambiare pezzi, no? E poi guadagnare la qualità, semplificare, no? Quando si è vantaggio di materiale. Ma il mio avversario mi gioca alfiere F5, ecco e qua non ho visto un'idea. Io qua, dopo alfiere F5, pensai alfiere per F3, donna per F3, torre C7 e a questo punto pensai che questa posizione sarebbe stata ingiocabile per il G6 e ora ok non voglio prendere perché qua avrei le caselle chiare molto deboli, non lo so, l'alfiere entra, non so, è molto pericolosa, ma e su F6 ho visto che donna H5 avrebbe dato al bianco un attacco incredibile. In realtà qua vince il nero, ma qua non l'avevo visto, l'ha visto il computer, questa cosa che ho alfiere H6. E dopo alfiere per H6, G per H6, la torre difende la settima traversa, però non avevo visto questa cosa. Lui può provare G7, ma io gioco anche gioco questa torre, difendo e contrattacco, minaccio matto, su donna per H6, donna E3. Ora la minaccia di matto obbliga il bianco al cambio delle donne. La torre sta difendendo il matto e questo finale molto difficile, con la qualità in più, dovrebbe essere... Non so se è vincente per il nero, il bianco può riuscire a pattare, ma è molto difficile per lui. Ma avrei dovuto vedere alfiere H6, che non ho visto, quindi non so. Purtroppo con i se e con i ma non si fa la storia, purtroppo. Quindi ho perso questa bellissima chance e ho giocato donna per F5, ma ormai penso che non ci sia nulla da fare, il bianco è riuscito a pareggiare il gioco. Il bianco ha giocato torre per F5, alfiere per D1, torre per D1, alfiere per C1. A questo punto io ho la struttura dei pedoni un po' sconnessa, un po' questi pedoni sono un po' deboli, ma ho le torri molto... Per esempio, gioca torre per C1, so giocare torre 4 e sono estremamente attivo, attacco sui pedoni. Torre qui entro in settima, le torri in settima sono appunto dei mostri. Su questa, se voglio, posso ripetere o attivare la torre in H2 e l'attività della torre dovrebbe... Però ok, qua perché il bianco deve prendersi dei rischi. Qua il bianco bastava la patta, quella mossa 36 re per C1 e qua gioco torre E2. Il bianco a questo punto voglio catturare in C2, prendere tutti i pedoni entrando con le torri in settima, il bianco gioca torre D2. A questo punto se io catturassi lui giocherebbe re per e ho perso l'attività perché una torre da sola non basta, il re è peggiore del suo, nel finale è meglio avere un re attivo, i miei pedoni sono deboli e starei addirittura peggio. Giocai torre 1 e la partita terminò con questo scacco perpetuo qua. E nessuno dei due può rifiutare questa ripetizione perché avrebbe un finale inferiore. Non posso cambiare la torre. Lui non può evitare che io entri in prima o in seconda e deve difendere in modo alternato le due traverse, quindi la partita è finita patta. La partita è stata molto complessa, ho anche avuto delle chance di vincere e abbiamo visto probabilmente se avessi giocato senza pretese, provando a stare passivo, provando a pareggiare, sarei stato
schiacciato lentamente e appunto contro un giocatore più forte, chiunque sia, anche se giocate su internet con qualcuno che ha centinaia di punti elo in più, non dovete stare passivi, non dovete cercare il cambio dei pezzi, dovete cercare di attaccare, di controgiocare e così massimizzerete le sue chance di renderlo nervoso, di fare sviste. E tutti sono umani e a nessuno piace perdere. A nessuno piace perdere, al giocatore più forte non piace perdere, quindi giocate pure aggressivi e attaccate contro chiunque senza paura. Spero che la partita vi sia piaciuta e alla prossima. Grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!